Sono 7 le discariche abusive che abbiamo in Veneto, di cui 6 solo a Venezia. Milioni di tonnellate di rifiuti tossici interrati che continuano a sversare liquami nel territorio. Il candidato governatore del Movimento 5 Stelle ha effettuato un sopralluogo in quelle che ha definito le 7 discariche abusive del Veneto. Il senso della sua iniziativa è legata alla nuova legge penale in materia di reati ambientali. Fino a 2 settimane fa, sostiene Berti, non esisteva il reato ambientale per colpire queste persone, mentre adesso, dopo il nostro esposto in Parlamento del novembre 2014, è possibile comminare 15 anni di galera a chi ha inquinato e sta distruggendo l'ambiente. Purtroppo costano migliaia e migliaia di morti, ma anche 42 milioni di euro di multa ogni 6 mesi da parte della Comunità Europea. Allora, al posto che buttare via questi soldi e mettere a repentaglio la nostra vita, quei soldi dobbiamo utilizzarli per smaltire questi rifiuti e risolvere il problema ambientale e dell'inquinamento una volta per tutte su Venezia.